Mi rivolgerò anche alle parrocchie per vedere se c'è una disponibilità all'accoglienza, ma proprio minimale, di 2-3 persone, 4 persone, considerando che stanno arrivando, in questo momento stanno arrivando anche donne. Dopo le palestre, pensa alle parrocchie, il prefetto di Venezia. Non si ferma l'arrivo di profughi in Veneto. Nuovi pullman sono giunti anche nelle ultime ore, una gestione tutta in salita che sbatte contro il muro alzato da numerosi sindaci. Ancora a loro si rivolge il prefetto Cuttaia, che ha inviato una nuova missiva, ma è pronto a fare di più. Ci sono sindaci che subiscono, no? Che non sono venuti a dirmi mandaci 100 migranti, lo hanno subito, la presenza di migranti. E sindaci invece che magari pensano col petto fuori di poter dire alla popolazione: vedete, qui non arriva nessuno. Non è bello, non è un bello spettacolo. Immediata la risposta di uno dei sindaci del Fronte del No, il primo cittadino di Musile di Piave, che mostra la lettera ricevuta e attacca il prefetto. Queste lettere non sono poi così morbide nel momento in cui ci dà delle responsabilità, e anche senza velarlo troppo o metterlo troppo in evidenza, ma dice che ci possono essere anche delle responsabilità che vanno oltre quello che è il ruolo amministrativo, e quindi capisco la sua difficoltà oggettiva. Anche lui deve lanciare un messaggio forte al governo centrale di quelle che sono difficoltà territoriali. Un no su tutti i fronti quello che arriva da Musile: stop all'arrivo in comune, no all'uso di edifici pubblici da ristrutturare, no all'uso delle palestre. Il prefetto dovrebbe capire bene che insomma le palestre sono adibite ad attività sportiva, sono adibite ad altre tipologie di abitazione, non sono sicuramente quelle del centro appunto per ospitare, ma in secondo ordine questo diventerebbe un problema di 1 mese, 2 mesi. A settembre iniziano le scuole. Ribadisce la necessità dell'accoglienza diffusa e chiede dimora anche per donne e bambini il prefetto di Venezia, che promette tra 15 giorni l'attivazione di un hub regionale. Non è umano lasciarli per strada, rispetta senza sosta da giorni. Si rifiuta di parlare di diktat, ma spiega. Io sto cercando di raccogliere le forze per evitare problemi. Fianco a fianco alla cerimonia della Guardia di Finanza restano lontanissime le posizioni del prefetto di Venezia e del governatore Zaia. Faccio appello al prefetto Cuttaia e ai prefetti del Veneto e spero in un rigurgito di orgoglio che si ribellino a Roma, non rispondano neanche più al telefono a quando li chiamano da Roma, perché noi abbiamo già dato